Ettore Pinna, c'è grande delusione ma anche un po' di rabbia per questa partita che la Torres ha comunque disputato bene nel primo tempo, poi in 10 nel secondo tempo, però sempre all'attacco. Come la commenti? Ma penso le parole da dire sono poche. Penso che la Torres non sia gradita come sempre, come al solito, perché visto quello che è successo oggi in campo è qualcosa di vergognoso. Così non si può più andare avanti. Cosa hai visto? Raccontacelo. Cosa ho visto? Ho visto un rigore assurdo. Siamo 4 domeniche che alla Torres pronti via rigore. Io ho preso già 3 gol su calcio di rigore in 4 domeniche. Qualcosa che non va c'è. Bisogna chi comanda, chi manda le persone deve vedere un attimino come si deve comportare, perché così non va più bene. E allora è inutile, qua lo sport non regna più. C'è tanta rabbia e poi forse anche un atteggiamento un po' anche nei confronti dei tifosi, c'era un atteggiamento in campo, ma sicuramente era una partita molto sentita sia in campo che sugli spalti. Ma sì, quando arriva la Torres fa gol a tutti vogliono diventare protagonisti. Meno male che sono sempre i nostri tifosi che sono quelli cattivi, quelli monelli, quelli che fanno i casini nei posti. A me non mi risulta comunque. Purtroppo è normale, sappiamo che in ogni posto dove andremo sarà sempre così. Mi dispiace solo una cosa, che qua la cosa più brutta è che non si parla più di calcio ma si vedono cose assurde e non va più bene. La Torres non merita questo. Tanta delusione, possiamo dire dal lato tecnico. Ovviamente il secondo tempo è stato più complicato da questa espulsione che vi ha costretto a giocare in 10, però avete fatto la gara. Noi abbiamo fatto la gara, abbiamo buttato il cuore in campo, l'hanno visto anche i nostri tifosi che alla fine ci hanno applaudito. Questa è la cosa più importante. Non meritavamo assolutamente di perdere questa partita, abbiamo preso un calcio di rigore che ci ha stroncato pronti via alle gambe. E dopo il secondo gol, una punizione che ha preso in testa un mio compagno e mi ha fatto autogol. Del resto loro non hanno fatto più niente. La partita l'abbiamo chiusa in 10, noi nonostante tutto dopo ci hanno dato il calcio di rigore, espulsione per farlo di ultimo uomo, come si fa a dare a farlo di ultimo uomo con 2 miei compagni che corrono dietro all'attaccante loro. Infatti questo ancora vogliamo vedere le immagini, perché rimani sbalordito, perché dici ti alleni 6 volte alla settimana per cosa? Dopo venire e neanche poter giocare o dire la tua, non va bene, così non è più calcio. Bisogna naturalmente già pensare al prossimo impegno, sarà la prima di ritorno, cercare di smaltire questa rabbia non sarà facile. Tu, capitano, sì, dovrai cercare ovviamente di rimettere tutto nei binari giusti, rimettersi in campo a lavorare. Sì, la cosa che dobbiamo fare è pensare alla prossima gara col Monastir e basta. Questa bisogna accantonarla e andare avanti. È inutile stare adesso a pensarci. Dispiace perché dispiace da morire. Tutto qua. Grazie Ettore Pinna. Grazie.